Per la 30ª ed ultima giornata della stagione 24-25 del campionato di promozione Girone A, al Morgavi va in scena il big match San Pierdarenese Pontelungo. Partita da dentro o fuori, da playoff sì, playoff no. Entrambe le squadre si giocano l'intera stagione in questi ultimi 90 minuti. I padroni di casa, a 2 punti di distanza dagli avversari, hanno solo un risultato utile a disposizione. Solo i 3 punti infatti gli permetterebbero di scavalcare proprio i biancogranata e di andarsi a giocare l'11 maggio lo scontro diretto contro la Sestrese. Dall'altro lato ai ragazzi di mister Zanardini basta anche un pareggio per continuare ad inseguire il sogno eccellenza. Arbitra l'incontro il signor Bergonzi della sezione di Savona, coadiuvato dagli assistenti Sorace e Scandale di Genova. La posta in palio è alta, così come sono alti i ritmi già dai primi minuti. Gli ospiti vanno vicino al sorpasso già dopo solo 6 giri di orologio, con questa incursione di Ardissone chiusa in angolo da Costa. Ma il gol era nell'aria, il Pontelungo passa al 14°, rinvio di Breuer, Marquez spizza di testa, rimpallo su Sarpa e Delfino calcia ad incrociare, sbloccando il match. Ma la risposta dei padroni di casa è a dir poco immediata. Al 16° Cadenasso crossa morbido in area. Bruni fa da sponda per Argeri che si gira e calcia colpendo il braccio di Corciulo. Bergonzi, ben posizionato, assegna la massima punizione ai lupi. Dagli 11 metri si presenta Fiorucci che apre il piattone e calcia a rasoterra, ma Breuer si allunga e chiude la saracinesca. Al 25° Farinazzo ci prova così dai 30 metri, dando solo l'illusione del gol. Dalla mezz'ora in poi è assedio San Pierdarenese, che vuole rifarsi per il rigore sbagliato. Argeri da posizione defilata libera il destro, ma un impeccabile Breuer respinge con la manona. Al 32° sempre Argeri inventa per Costa, che appoggia su Fiorucci richiudendo il cerchio sul numero 10, che calcia forte ma sopra la traversa. L'attaccante dei lupi vuole trascinare i suoi verso il pari, ma di mezzo ci si mette anche la sfortuna e su questa splendida punizione colpisce il legno. L'ultima occasione del primo tempo si presenta sui piedi di Bruni, che colpisce male questo cross dalla bandierina. Squadra a riposo sul parziale di 0-1. Seconda frazione di gioco che inizia con i bianco-rossoneri in cerca del pari, 1-1 che viene solo sfiorato da Chiarabini al minuto 52 con questo tiro centrale, ma la sua iscrizione al tabellino marcatori è posticipata solo di qualche secondo. Sul conseguente corner battuto corto, Argeri si accentra e vince un rimpallo che favorisce proprio il numero 7, che libera il mancino dal limite gelando Breuer e ristabilendo la parità. Galvanizzati dal gol, i ragazzi di mister Pitaluga vogliono ribaltare il risultato e al 58° Bruni in allungo manca di un soffio il cross morbido servito da Cadenasso. Al 66° Marquez dal limite si coordina e calcia, ma complice una deviazione il pallone si spegne sopra la traversa. Al 75° proteste della San Pierdarenese in occasione di questo intervento di Roascio su Galluccio, giudicato regolare dal signor Bergonzi di Savona, contrasto che noi rivediamo grazie alle nostre immagini. Al 79° Asteggiante recupera palla da buona posizione, si accentra e appoggia per Marquez che calcia col mancino ma colpisce male e svirgola altissimo sopra la traversa. Terna chiamata a rapporto anche sul finale all'86° quando Galluccio ferma il contropiede del Pontelungo atterrando in scivolata così Trucchi. Per il direttore di gara e per il secondo assistente solo calcio d'angolo, rivediamo il tutto a rallentatore. Gli ospiti concludono gli ultimi 3 dei 6 minuti di recupero in inferiorità numerica per questo intervento di Gerini su Galluccio, contrasto che risulta difficile da valutare dalla nostra inquadratura. Dopo 7 minuti di recupero arriva il triplice fischio, San Pierdarenese Pontelungo termina sul risultato di 1-1. I padroni di casa, nonostante l'alta intensità e il buon gioco proposto, dovranno riprovarci l'anno prossimo, chiudendo la stagione in quinta posizione a quota 55 punti. Il Pontelungo, grazie a 2 punti di vantaggio sui lupi, può continuare a sognare dopo aver conquistato l'accesso ai playoff e li rivedremo scendere in campo domenica 11 maggio contro la Sestrese.